77. Il Santo Rosario. Venite con gioia, o terra amore, gioia, venite al suo volti canti, amore, canti di gioia. Ricco del Signore solo, Egli ci ha fatto apparteniamo, noi sue gregge che Egli pasce. Veni, Signore, con canti di gioia, venite alle sue porte nella nei suoi atri con azioni, ringraziatelo, benedite il suo nome, venite al Signore di gioia. Del Figlio
Signore Gesù, dello Spirito Santo, con tutti voi, miei fratelli e sorelle. La liturgia oggi della parola di Dio, una parola che è presente nella nostra vita. Questa parola, Salmo, vada sui miei passi, sul mio cammino. Ascoltare questa parola significa fare i sordi e i disobbedienti. Voce significa per un pochino tutto, mettere a nostro cammino spirituale e anche la felicità che cerchiamo nella vita del Signore. Per celebrare degnamente l'Eucaristia, Signore, ci quello che domandiamo sempre, la sua grazia e il suo perdono. Signore, riconduce al Padre, Kyrie eleison. Che illumini vi e rimuove lei. Dio onnipotente abbia di noi per peccati la vita e gloria a Dio nell'alto dei cieli per gli uomini amore, noi ti lodiamo. Per la tua gloria immensa, Dio Re onnipotente, sì, Figlio di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il mondo, di supplica, tu che sia il Padre, abbi di noi, perché tu solo il Signore, l'Altissimo Gesù, con lo Spirito Santo. Preghiamo. Padre, che continui la tua parola dell'umanità, accresci la potenza del tuo Spirito, togliere il Vangelo, portare giustizia e per il nostro Signore, tuo Figlio che è Dio, vive in regalità dello Santo secoli dei secoli. Libro del profeta. Signore, come la pioggia e la neve del cielo, e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e per me a chi semina e mangia. Così sarà della uscita dalla mia bocca. Non è senza effetto, senza aver fecondata. Parola di Dio. Tu visiti la terra,
i suoi germogli. La terra e la discesi, la chette, il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Così le irrighi i piani le zolle, la bagna e benedici i suoi germogli. Con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto. I prati si coprono di greggi, cantano di messi, gridano e cantano di gioia. Alla lettera di ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla cura che sarà rivelante aspettativa della infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Infatti non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, speranza che anche l'azione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella Sappiamo infatti che tutta insione geme e soffre le doglie del fino ad oggi, non solo, ma sediamo lo spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a funzione del nostro corpo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio è Cristo. Chiunque trova lui vita eterna. Alleluia. Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno di casa e se va al mare, si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, stava sulla spiaggia. E gli di molte copole e disse: il minatore uscì a seminare mentre cadde lungo uccelli e la mangiarono. Cadde sul terreno sassoso dove non c'era subito, però non era profondo, ma quando spuntò il sole fu e non avendo rato un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono.
cade sul terreno buono, diede frutto abbondante, cioè 60 per uno. E parola dei fratelli, la stiamo celebrando, è davvero intensa, ci parla soprattutto della parola di Dio e dell'importanza della nostra giornata, è un tessuto di parole pressoché infinito. Del resto è la parola sua grandezza, però dobbiamo riconoscere che tante parole, ma tante sono parole inutili e molte sono addirittura malefiche, producono guai. La parola di Dio è verità e vita, perché Dio ama l'uomo. Parola per noi un messaggio di salvezza, beati coloro che ascoltano la mia parola, la metteranno in pratica. La liturgia ci presenta la parola di Dio, come vediamo a letture, con due bellissime, la pioggia fecondatrice e la semente che fruttifica. Così Isaia, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato e fecondato. Così Dio il Vangelo a sua volta parla come di una semente ricca, una semente a te, sparsa con manigatore prodigo, che cade però su terreni diversi, produce raccolti. Di Matteo, come abbiamo dal Vangelo, Gesù è in Galilea di Tiberiade, gente che lo segue come sempre, molta. Su barca si siede e di là, sulla spiaggia, tu hai in cuore un problema, molto con interesse, molti pure non si importano di lui e del suo messaggio. Prostrati, distratti, come succede anche oggi in modo ostile. Ma se Dio è buono, perché non è accolto da tutti, per tutti un frutto abbondante? A lui risponde, dandoci la parabola del buon seminatore, e che incontriamo nei Vangeli. Gesù usa la parabola, come sappiamo, la inventa lui, guardandosi attorno, per più comprensione a tutti. C'è un
seminatore c'è una semente sparsa con abbondanza e c'è un dinato alla semina. Dipenderà da tutti questi elementi, ma soprattutto dipenderà dalla fecondità che riceverà la semente. Ed è Gesù, seminatore, lui il Messia del popolo, noi, la buona notizia di semente super ricca contenuto e di grazia, e le sue 4 manifestazioni differenti rappresenta la del un primo terreno duro, calpestato, è divenuto strada per tutti. Questo terreno impenetrabile, presente morito nel male, reso superficiale da stimoli al bene, riceve la semente, la semente rimane scoperta, rimane sul duro, a vista di tutti i passeri la mangiano. Il secondo terreno fra le pietre, in breve tentativo di vita secca al calore del sole, è il cuore di quanti sono inti, ma per perseveranza avere un buon risultato. C'è poi il terreno pianza ricco di vegetazione, è pieno anche di spine, mente, cresce rigogliosa a piano piano e soffocata e dice terribilità che produce con insperata abbondanza. È il cuore dei buoni che accoglie la parola generale. La prospettiva di raccontatore è ottimista. La parola di Dio, questa semente prodigiosa, sparsa dalla presenza sia Gesù, all'inizio sembrava fallimentare, sembrava un raccolto perdente, ma i progetti di Dio non muoiono, i progetti di Dio arrivano a buon fine. Un raccolto insperato, 30, 60, 100 per uno, un'abbondanza che oltrepassa ogni misura. Lo sa, quella dite inizi. Miei fratelli, di fronte a questi risultati non ci resta semplice verifica personale. La parola di Dio nel caso terreno, quale frutto fecondo nella vita,
Ciò sei il responsabile accolto, non c'è dubbio, e sappiamo bene che Dio è geloso della nostra libertà. Gesù ha chi ha udito intenda bene, perché è buona da questo, per fare della sua vita un buon raccolto e quanto come per questo giorno. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutto invisibile, in un solo Signore Gesù Cristo, unico Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da Dio vero, da Dio vero, dell'uso del Padre, per mezzo di Lui. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella vivi e i morti, e procede al Padre con il Dio glorifica, ha parlato per mezzo dei profeti. Fratelli e sorelle, illumina l'ora di Dio proclamata, facciamo tutta la Chiesa e del mondo intero. Preghiamo insieme. Ascolta, o Padre, la per la Chiesa, largamente con coraggio e pazienza, Dio che guarisce, converte e incoraggia. Preghiamo. Per i governanti della ai loro popoli una vita tranquilla e dignitosa. Preghiamo. Supplica Per i malati e gli sfiduciati, nati dalla speranza cristiana, preghiamo. la nostra supplica. Per la nostra caristica, porti frutti abbondanti di giustizia e di pace, edificando l'amore. Preghiamo. Padre misericordioso, accogli la nostra preghiera e rendi a terreno buono, perché la prenda la nostra vita per Cristo, Signore.
Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane della a te per noi, ci eterna. Benedetto Dio dell'universo, dalla tua bontà ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro presente che diventa bevanda umili e pentiti a poi sia quello che si compie in noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché la famiglia radunata nel nome di Gesù possa offrire un gradito a Dio Padre Onnipotente. Della tua chiera e trasforma in cibo santificazione di Signore sia con in alto i nostri è buona, giusta nostro dovere rendere grazie sempre Signore Padre Santo onnipotente l'Eterno creatività dei suoi elementi e hai disposto e delle stagioni hai affidato l'universo perché fedele ai tuoi disegni prenda cura di tutto e delle tue opere glorifichi Cristo nostro Signore e noi tanti proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Fondo della cieli, Anna, Osanna, all'alto dei cieli, detto lui viene nel nome del Signore. Anna, Osanna, Anna nella cieli. Nostra, Veramente santo sei, di santità, santoni con l'effusione del tuo spirito, di per noi l'anno del Signore Gesù, egli conseguariamente alla pane, rese grazie ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiate. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Ci rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e bevetene tutti. Questo è avanzato per voi in remissione dei peccati, questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebra morte e risurrezione del tuo Figlio. Io offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, servizio sacerdotale. Ti preghiamo la comunione di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce in corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata. Cristo ha vinto la morte, la sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i diaconi e tutte le persone consacrate. Ricordati anche e sorelle, addormentati nella speranza, nella tua accordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di misericordia, donaci di aver insieme con la Beatitudine e Madre di Dio, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che furono gradi Gesù Cristo, tuo finteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, all'unità dello Spirito, ogni onore per tutti i secoli dei secoli. E insieme il Padre, nei cieli, sia la tua volontà. Dacci oggi e rimetti a noi i nostri debiti. Liberaci mali, concedi la pace i giorni con l'aiuto della tua miseria. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa del fattore. Io rendo ai non guarda i peccati, ma la fede della tua pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli. La pace di voi. Abbi pietà, agnello di Dio,
L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Santo eventi. Il mio c'è guida sulla strada e sostegno corpo, resta sempre con noi. Pane ci dà forza, rende più il nostro passo. C'è il vigore nel cani svili, la tua donna lieta danza. Il popolo in cammino, c'è in te la guida, la strada verso il regno, sei sostegno col tuo, resta sempre noi, o Signore. È il tuo e svelardore di seguirti. Gioia cede il passo alla strada, e facessa il tuo cammino, cerca in te la vita, sulla strada del regno, sei sostegno con noi, Signore. È il tuo Gesù che ci fa chiedere la vita, il rancore toglie luce all'amicizia, dal tuo cuore nasce nel perdono, il tuo popolo cerca in te la guida, sei col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti anche a santi misteri, vinto della salvezza di Cristo nostro, di avvisi, ogni martedì in santuario si prega un rosario giovani del tempo, proprio per i giovani. Sono invitati naturalmente come primi responsabili, genitori e parenti. Il 20 luglio, lunedì del mese, vi sarà in santuario l'adorazione eucaristica dalle 17 alle 8. Il Sacro con voi, dica Dio onnipotente, misericordioso, Padre Santo. E se finita, diamo in pace a tutti una bella domenica. 177. La terra sa, ognuno vuol tornare, terra è un segni di vita, sguardo e preso che ti chiede affidare la tua vita. In me, viva vicino a te, era serena dal mare, perché sei buon il cesto di lì, lei fina il cammino da me. Giorno parlerai così, donna nera, essere tuo figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e anche con tutti coloro che pregano con noi attraverso